Santa Croce. Da Piazzale Roma a Riva di Biasio il passo è breve, invece lunga è la memoria dell'oste Biagio Carnio, le cui luganeghe erano prelibatezze note in tutta Venezia e persino in terraferma. Aveva un segreto che fu scoperto da un appassionato cliente che, trovato un osso nel sugo, scoprì con disgusto che era il dito di un bambino. La taverna si riempì di agenti dell'Inquisizione che scoprirono nel retrobottega brandelli di membra di bambini. La condanna fu esemplare, atroce da narrare. Poco distante dal fondaco dei Turchi si trova quello del Megio, ossia del Miglio. Nel 1570 il doge Pietro Forestan ne fece scorta ed a causa della carestia consentì di usarlo per la produzione di pane. Questo cereale, delizia degli uccelli ma sgradito agli umani, portò sfortuna al doge, ricordato con scherno. Quasi di fronte a Cadoro troverete Ca Corner. Appena attraversato il confine con i sestieri di San Polo, piccola trasgressione rispetto a quanto vi racconterò, Caterina Cornaro andò sposa nel 1472 a Giacomo II, sovrano di Cipro. Il caso volle che Caterina in pochi anni rimase incinta, vedova e madre di un bimbo che morirà precocemente. La Serenissima le propose uno scambio che Caterina, date le circostanze misteriose della morte dei suoi cari, non poteva rifiutare. Divenuta regina di Cipro, dovette cedere alla Repubblica l'isola in cambio di un sereno esilio ad Asolo, un comune nel Trevigiano. Altro palazzo importante è quello di Ca' Pesaro, oggi museo, sia di arte moderna che d'arte orientale. Ricco di reperti e dotato del suo personale fantasma, filmato dalle telecamere di controllo, ma come tutte le ombre, per quanto rumorose, sono imprendibili. Attraverserete piccoli campi come San Boldo, con la vecchia torre campanaria, Mozza, fino ad arrivare al campo San Giacomo dell'Orio, la cui chiesa risale al X secolo, anche se fu successivamente e ripetutamente modificata fino al XVI secolo. All'interno troverete tele di Jacopo Palma il Giovane ed un soffitto gotico a carena di nave. Cercate la colonna verde, frutto dell'ennesimo furto da qualche tempio pagano dello Ionio. Saint-Jean-de-Gaulat. Da Riva San Biasio procedete verso Saint-Jean-de-Gaulat, ossia Decapitato. È una delle vecchie chiese veneziane, ricca di capitelli e affreschi di ispirazione bizantina. Dopo la salizzada del Fontego dei Turchi si trova il Museo di Storia Naturale. Uno scheletro di dinosauro vi incuriosirà. Il Fontego dei Turchi era l'albergo degli ottomani, aveva la sua moschea ed i magazzini per le loro mercanzie.
Un ulteriore palazzo museo è Ca' Pesaro, opera del Longhena.